Persa tra Europa e Africa appartiene a nessun luogo. Appartiene a nessun luogo, non essendo mai appartenuta a nessun luogo. Alla Spagna e agli arabi e ai fenici più di tutto. Ma come se non avesse mai veramente avuto un destino, nessun fato, lasciata fuori dal tempo e dalla storia. Molti di voi avranno sentito, letto o magari anche condiviso nei social media questa citazione. Si tratta di un famoso estratto dal romanzo di viaggio Mare e Sardegna. L'autore è un inglese, D.H. Lawrence, che nel 1921, a seguito di un viaggio in Sardegna, un viaggio brevissimo di meno di 10 giorni, offre una visione romantica, mitica e quasi magica della Sardegna. Ma proviamo a rivedere e dare un peso alle sue parole. Appartiene a nessun luogo. Non ha mai veramente avuto un destino, nessun fatto. È lasciata fuori dal tempo e dalla storia. Nel testo in lingua originale, Lawrence si spinge addirittura ad affermare che it lies outside the circuit of civilization, ovvero che la Sardegna è fuori dal flusso della civilizzazione. Per capire meglio l'effetto che queste parole hanno sulla percezione della Sardegna, sia da parte degli stranieri che degli abitanti stessi, possiamo farci venire in soccorso dal concetto di orientalismo. Il termine orientalismo è stato usato per la prima volta da Edward Said, uno studioso palestinese americano, docente universitario, nel suo saggio del 1978, per spiegare come il mondo occidentale non solo ha sviluppato la propria concezione distorta del mondo orientale, ma ne ha addirittura diffuso un'immagine fondata sulla relazione squilibrata di potere tra colonia e colonizzatore. In poche parole, un Oriente suddito e sottosviluppato visto dagli occhi di un Occidente sovrano e civilizzatore. Nel caso della Sardegna, similmente all'Oriente di Said, i racconti dei viaggiatori europei, soprattutto inglesi ma non solo, nel corso del XIX e XX secolo hanno contribuito a una visione romantica ed esotica dell'isola, che è iniziato quindi ad apparire come un mondo magico, mitico e primitivo, che, per riprendere le parole di Lawrence, è fuori dal tempo e dalla storia. Il punto di vista della popolazione indigena in questi racconti è sempre stato abbondantemente, se non totalmente, ignorato. Sappiamo infatti che pochi di questi viaggiatori furono capaci di capire o parlare il sardo, la lingua del popolo. La popolazione sarda in questi racconti non è quasi mai protagonista e quando lo è, la si ritrova muta, impossibilitata ad esprimersi. La pervasività di queste rappresentazioni è stata possibile proprio perché il sardo stesso, spesso intellettuale e di status sociale elevato, se n'è appropriato e ha continuato a raccontare e parlare di sé e della sua terra attraverso questa lente orientalista. Queste rappresentazioni non sono solo estremamente inaccurate, ma ignorano totalmente le variegate sfaccettature della cultura sarda, che è l'insieme delle esperienze e delle relazioni degli uomini e le donne che costruiscono nel loro territorio durante la loro esistenza. Una cultura frutto di una storia millenaria, travagliata, felice e ricchissima del popolo sardo, in continuo divenire. È importante dunque che ogni sardo e sarda partecipi attivamente alla costruzione e ricostruzione di una nuova immagine della Sardegna, mettendo da parte una volta per tutte gli stereotipi e i luoghi comuni, prendendo quindi coscienza di sé, raccontandosi per quello che è e non per quello che i visitatori vorrebbero che fosse.